Il mercato veneziano è un mercato molto particolare, vediamo di capire un attimo perché, ma non solo il mercato veneziano, perché Venezia è solo lo specchio della particolarità dell'unicità che ogni città ha in sé, soprattutto in Italia. L'Italia sappiamo che ha tutto perché c'è mare, spiagge, terme, colline, montagne, cioè qui puoi fare tutto quello che vuoi. Non abbiamo problemi di clima, non siamo una regione nordica, non abbiamo problemi neanche di altro tipo, perché non siamo comunque un posto a rischio, non più di altri in Italia, però, cioè, scusate, più di altri in Europa. Quindi non c'è nessun problema. Quindi particolarmente importante per chi vorrà seguire questi corsi è capire, come dicevo già prima, cosa puoi dare al cliente. Cosa puoi dare al cliente? Il problema che molti fanno, ma non solo con il cliente straniero, ma anche con qualsiasi tipo di cliente, è concentrarsi sulle caratteristiche intrinseche dell'immobile. Scrivi l'annuncio 80 metri quadri che poi tenete presente che la gente non sa cosa sono i metri quadri commerciali, quindi è inutile che scriviate 80, poi questi arrivano sono 60, cioè si creano già delle problematiche in partenza con la clientela. E scrivete cucina, soggiorno, bagno, cioè le solite cose, sta restaurato, però non ci si concentra se c'è un supermercato vicino, se c'è un ristorante dove possono andare a mangiare, se c'è una passeggiata particolare, quanto tempo possono arrivare in centro camminando, come nel nostro caso, o in auto o con i mezzi pubblici. Non si spiega mai quanto vicino è l'aeroporto se qualcuno acquista come seconda casa o la stazione, o da lì quanto tempo ci vuole se uno decide di andare a sciare o decide di andare al mare. Quindi non viene, spesso non vengono considerate queste caratteristiche estrinseche di un immobile che sono molto importanti. Anche a livello di zona ci sono delle agenzie che sono un po' più accorte rispetto ad altre, che hanno fatto anche una tipologia di zona per zona della loro città. È stato fatto un esperimento molto bello su Roma, ad esempio, dove venivano descritte i singoli rioni e quindi dove venivano specificato bene come poteva essere vissuto questo. Anch'io l'ho fatto qui a Venezia, sui sestieri, su alcune zone, le ho delimitate, ho dato una cosa. Quindi è importante che andate a spiegare nel mercato attraverso questi corsi, capirete benissimo che il cliente può avere delle esigenze non solo date dalla natura abitativa, ma anche da altre cose. Se voi andate, scusa, apro una parentesi, se voi andate in un motore di ricerca immobiliare equivalente al nostro immobiliare.it negli Stati Uniti, non faccio nomi, va bene, ho già fatto uno, va bene, comunque, e allora posso farne anche altri. Truglia, ad esempio, andate dentro su quello, voi troverete l'immobile, troverete gli indici di inquinamento, di criminalità della zona, il livello delle scuole che ci sono vicino, il tipo di vicinato che c'è. Trovate tutta un'altra serie di dati che qui in Italia non trovate e che sono importantissimi per il cliente. Adesso non è che si può generalizzare, soprattutto sui vicini, guarda che c'è, però almeno dirgli, guarda, avete dei ragazzi, lì ci sono queste scuole, se vorranno andare, possono fare sport in quella determinata palestra, o c'è un circolo ippico, c'è una piscina, ci sono campi da calcio, da tennis, cioè ci sono delle università vicino, sono tutti aspetti che spesso vengono tralasciati. È importante, anche se seguite questi corsi, capirete benissimo che questi aspetti sono non importanti di più per capire cosa state realmente offrendo al cliente, perché ricordatevi, non li vendete solo quattro mura, non li vendete solo uno stile di vita diverso che possono fare o un pezzo di storia, come nel mio caso qui a Venezia, ma li vendete anche tutto quello che è attorno, perché su qualsiasi altra casa non possono magari scendere e andare in piazza San Marco, come posso fare io qui in 2 minuti. Quindi capite che voi vendete il tutto, non solo il mattone. Quindi è importante che cerchiate di arrivare a questi concetti attraverso questi corsi. Questi sono i concetti che noi volevamo portare. Abbiamo scelto questi corsi qua, abbiamo scelto i corsi, abbiamo preso dal gruppo spagnolo che già li ha portati in Europa da tempo, li ha già edulcorati dal mercato statunitense che è ben diverso dal nostro. Essendo la Spagna un paese molto vicino al nostro per quanto riguarda legislazione ma anche cultura, abbiamo scelto di portare i programmi loro che abbiamo fatto tradurre in italiano
e sono quanto di meglio si possa avere, secondo me, oggi sul mercato formativo italiano.